si tratta di un miracolo, si tratta di un lavoro programmato per essere terminato nel rispetto dei tempi, dei costi e della qualità. Chiusa ufficialmente la fase della preomologazione dello Sliding Center di Cortina d'Ampezzo, Simico, Società Infrastrutture di Milano Cortina 2026, celebra con un video pubblicato nel suo canale YouTube la genesi della pista olimpica, poco più di 20 minuti per raccontare per immagini e voci storia e emozioni. Sono stati 302 giorni lavorati. 302 giorni lavorati con una media di 133 persone presenti mediamente in cantiere, con picchi di 250 persone. Il cantiere è un cantiere complesso, è stata una sfida diciamo dal punto di vista ingegneristico molto difficile. Tecnica, veloce e sicura, la pista è l'unica aperta al mondo grazie a tecnologie di refrigerazione all'avanguardia. La velocità del bob è identica alla velocità di realizzazione del cantiere. Si è dovuti partire piano per dare questa accelerata finale fino ad oggi che vedremo una grande frenata. Un'opera di ingegneria, la storia di donne e uomini che hanno contribuito a realizzare lo Sliding Center, oggi riconosciuto a livello internazionale. Le imprese hanno lavorato moltissimo, in maniera molto celere, professionali, e devo dire che hanno dimostrato che la forza di volontà, la determinazione, le professionalità qui sono espresse all'ennesima potenza. Sono maliano, sono in Italia da 2 anni fa. Sono orgoglioso di partecipare a questo progetto internazionale. Siamo tanti qua, veniamo di tutte le parti del mondo. Oggi grazie a questo cantiere so fare tante cose. Questo cantiere mi ha cambiato la vita perché aspetta, come Dal lato sportivo una pista interessante e impegnativa, 16 curve che daranno del filo da torcere ai piloti, oltre 1600 metri di tracciato. Siamo arrivati finalmente al punto finale, è un insieme di cose che emozionalmente veramente mi riempiono il cuore. Bene in ghiaccio, penso che sarà delle belle gare qui, dei giochi molto belli. The track is so much fun. Fantastica. The track is really exciting. Incredible.